È ricoverato in condizioni disperate il 19enne che ieri sera è precipitato dalle scale di questo condominio di via Marostica a Padova. Il ragazzo, che vive al terzo piano del palazzo, è caduto nella tromba delle scale all'altezza del secondo piano, un volo di 10 metri. Sembra che il giovane si fosse dimenticato le chiavi di casa e stesse cercando di rientrare. Il 19enne vive da anni con il padre e, secondo le testimonianze dei vicini, pare avesse dei problemi con l'alcol. Anche ieri sera sembra che il giovane avesse bevuto. Una residente del palazzo ha raccontato di averlo trovato steso a terra, un po' confuso, e di averlo invitato ad entrare nell'androne per non rimanere fuori al freddo. Il ragazzo, un po' agitato, ha iniziato a salire le scale suonando i campanelli. Un'anziana vicina lo ha visto dallo spioncino della porta mentre cercava di salire le scale. All'improvviso la luce si è spenta e pochi istanti dopo c'è stato il tonfo sordo udito da molti nel palazzo. Sul posto, oltre ai medici del 118 che hanno soccorso e portato d'urgenza il 19enne in ospedale, anche la polizia per i rilievi. Non si esclude nulla dal gesto estremo all'incidente. Pare che il ragazzo volesse accendere la luce condominiale, ma invece di appoggiarsi al muro si è sporto dal lato delle scale, perdendo l'equilibrio e precipitando nell'androne.